Buongiorno da Leandro Maggi, lo vedo in diretta, siamo al telefono con Alessia Tessarin, che è l'assessore alle attività produttive del comune di Portoviro, ma anche delle Proloco, e vogliamo parlare con lei, assessore, dell'omaggio alla Serenissima fatto domenica 18, è un bel evento in prospettiva, in preparazione di quanto farete poi nel 2023. Buonasera Leandro, sì, è stato un grande successo quello di domenica 18 ed è stato anche un po' improvvisato, perché in realtà abbiamo corso alla velocità della luce per organizzare questa cosa, perché ci tenevamo tanto a festeggiare questo compleanno del taglio di Portoviro che si è svolto il 16 settembre. È una rivisitazione del Palio che per diversi anni si è svolta a Portoviro, che abbiamo il piacere di riproporre perché era stato proposto con grande successo negli anni passati e poi per diverse vicissitudini non si era riuscito a riproporlo, e questo assaggio che abbiamo avuto domenica scorsa in Piazza della Repubblica è stato un grande successo. Però c'era un gemellaggio con Taglio di Po, che è l'altro comune coinvolto. In prospettiva la prossima volta la farete insieme? Allora, noi siamo aperti alla collaborazione con Taglio di Po, ma anche con i paesi del territorio, perché il Delta del Po nasce proprio da questa opera di ingegneria idraulica portata dalla Serenissima e che ha permesso proprio l'emergere delle nostre terre. Quindi il Taglio di Portoviro è sicuramente il fiore di Portoviro e della nostra città, ma ha coinvolto sicuramente anche il paese di Taglio di Po. Noi stiamo organizzando un grande palio per il 2023, c'è un progetto che prenderà corpo nei primi mesi dell'anno nuovo e che vedrà coinvolto l'intero paese, ma anche i paesi vicini, gli amici dei paesi vicini che vorranno collaborare a questo grande evento. I prossimi appuntamenti, assessore? Sabato 24 settembre ci ritroviamo in Piazza della Repubblica con Sport Expo, che sarà il primo festival dello sport dedicato alla città. Sono state invitate le associazioni sportive e le palestre della città a dare un assaggio delle loro discipline, permettendo ai visitatori di fare una prova e quindi capire se ci può essere uno sport che a loro piace o per i quali sono portati. Ed è proprio una vetrina che permetterà alle diverse associazioni di mettersi in mostra e ai cittadini di Portoviro di vedere qual è l'offerta sportiva che la città offre, perché praticare sport e vivere in maniera sana deve diventare la nostra abitudine principale, e quindi vi aspetto tutti quanti sabato 24 settembre, Piazza della Repubblica.